abbastanza positivo. Il primo tempo abbiamo solo mantenuto il possesso della palla, mentre nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare, abbiamo creato le opportunità per creare tante occasioni, a differenza del primo tempo che abbiamo creato poco, solo tanto possesso però poche conclusioni, quindi nel secondo tempo c'è stato un netto miglioramento, abbiamo giocato molto meglio. Prendere un gol sul calcio d'angolo non è bello, insomma, in amichevole può starci, però insomma, bisogna fare qualcosa che l'uomo era solissimo. Perché capita, ci sono anche gli avversari, hanno fatto un blocco e hanno fatto gol, però dico che in 90 minuti abbiamo subito 2 tiri in porta, quindi la squadra ha preso con la mentalità giusta anche questo allenamento. Lo Siena più attaccante che difensore, si è spinto moltissimo. Non giocando da terzino ma da esterno è chiaro che ha più possibilità di spingere e quindi ha fatto molto bene perché è arrivato parecchie volte negli ultimi metri. Senta, nel primo tempo però neanche un tiro in porta. L'ho detto prima. Abbiamo fatto molto possesso e non siamo riusciti Scendendo nel dettaglio tecnico, il perché? Ci siamo mossi poco davanti, ecco, negli ultimi metri abbiamo fatto poco movimento a differenza del secondo tempo. I signori Siqueira, Budianski, Zameglio e Sivok, a lei interessava vedere se erano recuperati, erano dopo un mese che giocavano? Sì, l'altro giorno hanno fatto un amichevole con la Primavera, adesso devono ritrovare il ritmo partita, è chiaro che non si trova dall'oggi al domani, ecco, hanno bisogno di lavorare, abbiamo gestito, era messo in preventivo che facessero queste staffette, però si stanno impegnando per trovare la condizione giusta. Agostino è parso in gran forma, anche oggi ha cambiato un po' il volto della squadra, almeno ho dato questa impressione. Sembrava più con un cervello la squadra con il suo ingresso. È chiaro che è il nostro organizzatore di gioco, perché giocando con 2 mediani e 2 esterni a centrocampo, uno dei 2 mediani è quello che deve organizzare il gioco e lui per caratteristiche è il nostro riferimento in questo, per cui è chiaro che le giocate con lui in campo diventano meno prevedibili, anche se devo dire anche Sivo che il primo tempo ha fatto abbastanza bene considerando il fatto che è stato fermo per parecchio tempo. Sul piano dei